L'ex macello di Vicenza torna a far parlare di sé. Questo rudere fatiscente avrebbe finalmente un destino di recupero certo. Il sindaco Francesco Rucco ha deciso che una volta ristrutturato diventerà un parcheggio. E sull'attribuire questa nuova funzione Rucco ha ottenuto l'approvazione della sua giunta. L'edificio a ridosso di Piazza Matteotti diventerà dunque un punto di approdo di riferimento per i residenti e turisti che intendono raggiungere in auto il centro città da est. Una destinazione d'uso che avevamo indicato anche noi di Rete Veneta all'amministrazione comunale, dopo aver sentito i vicentini. 2 anni fa, assieme ai liberi pensatori, avevamo lanciato un concorso di idee online. Uno schiacciante 70% di risposte avevano preferito la soluzione parcheggio. Come confermano oggi i cittadini, che apprezzano la possibilità, una volta liberata la piazza dalle auto in sosta, di godere di nuovi plateatici e di un decoroso riordino a ridosso di Palazzo Chiericati e del Teatro Olimpico. Penso di sì, che va bene, secondo me. Meglio portarla più fuori che liberare quei 2 bei palazzi. Si ridà vita a una piazza che era stata lasciata un po' a se stessa e ci permetterà sicuramente di attirare molto una parte turistica che prima si perdeva, e oltre a questo spostare anche magari un po' della vita dei giovani, una vita, la movida diciamo, ecco, anche verso Piazza Matteotti, che momentaneamente era stata un po' lasciata in disparte. Finalmente si avvera dopo anni che ne sento parlare. Mi sembra una buona idea, se poi viene ristrutturata un po' la struttura, che comunque è pregevole, penso sia una buona idea. È una bellissima idea, proprio perché anche rende la piazza Matteotti di Vicenza sicuramente più vivibile, e se si riuscisse a trasformare magari in un giardino verde o qualcosa per i cittadini sarebbe sicuramente una cosa bellissima. Questo sarebbe una cosa molto bella, perché devo dire che Piazza Matteotti dovrebbe essere valorizzata. Davanti al Teatro Olimpico magari non ci fosse il parcheggio e venisse portato qua al posto di questo decisamente. Siamo col sindaco. Esatto. Grazie, salve.